caso delle bollette anomale per la tassa di asporto dei rifiuti ricevute dagli ambulanti del mercato settimanale del giovedì, divulgato ieri da Chioggia Azzurra. Attraverso una nota inviata stamane, l'assessore alle società partecipate del comune, Daniele Stecco, ha spiegato che Veritas, per un errore, non aveva ricevuto il testo inviato dall'ente, dove erano indicate le giornate di sospensione del mercato del giovedì, al fine di determinare la riduzione della quota variabile della Tari per il 2020. Sono stato avvisato della questione dai rappresentanti di categoria, conclude l'assessore Stecco, e ho sentito immediatamente Veritas, che accortasi dell'errore invierà nuovamente le bollette corrette con la riduzione prevista. Una volta che la nota del comune è stata inviata a Veritas, agli operatori non è richiesto di produrre un'ulteriore domanda, anche se non sono residenti nel comune di Chioggia. Poco prima delle ore 17 di oggi, all'altezza del ponte che attraversa il Brenta, lungo il chilometro 84,300 della strada Romea, uno scontro frontale ha avuto luogo tra due vetture. Una Audi di colore scuro è rimasta sinistrata nella carreggiata in direzione Ravenna, mentre una Fiat Panda bianca ha concluso la propria corsa nel fossato adiacente alla strada. Presenti in loco la polizia, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 per soccorrere un ferito, ovvero il giovane conducente della Panda di circa 20 anni. È rimasta ferita nell'urto anche un'altra persona. Inevitabile il formarsi di code nel traffico, rimasto bloccato dopo tentativi di senso unico alternato. I tecnici di ANAS hanno chiuso le corsie per consentire i soccorsi sanitari e i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Prima della riapertura, avvenuta alle ore 18:30, erano state segnalate le deviazioni possibili. Qui siamo nel quartiere della Fossetta, questo è il canale omonimo, dietro c'è il ponte omonimo e la situazione sta peggiorando, come l'ha fatto osservare sulla stampa di oggi. L'abbiamo anche ricordato questa mattina nella rassegna che sono arrivate le foto di alcuni pescatori qua del posto, ma la questione è stata sollevata più volte dal consigliere comunale e regionale Marco Dolfin. C'è veramente, non solo non c'è più il problema, non solo c'è anche il problema del transito, che praticamente il quartiere è isolato perché c'è quel piccolo accesso e se per caso, come è già capitato, c'è da fare un intervento per una buca, per Veritas o qualcosa, praticamente sono isolati, praticamente è una cosa molto grave. Ma anche, diciamo, per quanto riguarda la navigabilità, praticamente non si può passare, oppure si può passare a rischio perché, come avete visto dalle foto e dalle immagini, il ponte è sempre più deteriorato. Ricordiamo che proprio da noi a Chioggia Azzurra c'era stata l'intervista, quella con l'intervento dell'assessore ai lavori pubblici Alessandra Penzo, che ha fatto molto scalpore, in quanto poi sulla scorta di quell'intervento che aveva fatto, a mio avviso, assolutamente buona fede, dalla sovrintendenza è arrivata una letterona in cui precisavano che il comune di Chioggia non avrebbe mai avuto nessuna comunicazione ufficiale per quanto riguarda i lavori del ponte. Ricordiamo questo ponte, da come appunto siamo venuti a sapere anche dalla sovrintendenza, che è un ponte storico perché ha oltre 70 anni, quindi è tutelato, ma adesso siamo a gennaio del 2021, il ponte è oltre 3 anni che è fermo e a oggi non solo non si sa quando inizieranno i lavori, ma non si sa neanche il percorso, se verrà smantellato, verrà sistemato, verrà fatto a pezzi. Tra l'altro, come diceva l'assessore Alessandra, cioè anche l'amministrazione comunale sta soffrendo della pandemia, quindi ci sono persone che sono in quarantena, persone che sono andate in malattie, in ferie, persone che insomma si è un po' bloccato tutto. Però qua veramente è una situazione veramente molto molto difficile e non si vede via d'uscita
e ancora un po' e chiuderanno anche la navigazione, quindi tutte queste barche che sono qui per poter transitare devono fare tutto un giro molto più lungo con un aggravio ovviamente del disagio. Al momento non sappiamo cosa dirvi, vi riportiamo semplicemente la situazione integrandola con le immagini. Da molti mesi, in qualche caso anche da oltre un anno, sono iniziate le procedure per i lavori di manutenzione programmati in alcuni dei ponti che attraversano il Canal Vena, segnatamente il Ponte Caneva e il Ponte Sant'Andrea. Ma nonostante i cartelli siano stati collocati e rimosse le imbarcazioni a essi vicini, le opere non accennano a ripartire. Il malcontento di residenti e titolari di attività economiche della zona, compresa Fondamenta Marangoni, dove insistono 3 locali e un banco di fruttivendolo, è stato riportato dal numero della Nuova Venezia in edicola da oggi attraverso un servizio firmato da Daniele Zennaro. Il timore principale è che le squadre vengano attivate durante i mesi primaverili ed estivi, quando dell'auspicata ripresa del turismo potrebbe beneficiare anche le imprese del centro città, inficiando lo stesso benessere di chi sceglierà Chioggia per le proprie vacanze. Stamane si è svolto un incontro in videoconferenza tra l'assessore alla pesca del comune di Chioggia, Daniele Stecco, il comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Michele Messina, e le cooperative associazioni di categoria del comparto pesca, in merito alle prolungate chiusure delle paratoie del Mose, che nelle scorse settimane avevano bloccato in più occasioni i pescherecci, rendendo di fatto impossibile uscire a lavorare o fare rientro in porto. Il 31 dicembre scorso è stata l'ultima dimostrazione di tanti disagi che ha subito il settore, spiega l'assessore Stecco, tanto che avevamo deciso di incontrarci con i rappresentanti degli operatori e con la Capitaneria per definire una linea comune. Scriveremo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla commissaria Elisabetta Spitz e alla provveditrice Cinzia Zincone per chiedere innanzitutto il rapido completamento delle opere complementari del Mose, come la conca di navigazione di Chioggia, che permette ai pescherecci di entrare e uscire anche se le paratoie sono alzate, e la realizzazione del porto rifugio. Poi, come ha sottolineato il comandante Messina, è necessario prevedere un attracco per i soccorsi nei pressi della diga di Sottomarina, così da trasferire più facilmente un eventuale infortunato all'ospedale con l'ambulanza. Ultimo, ma non meno importante, conclude Daniele Stecco, essere presenti con un rappresentante di Chioggia nell'autorità per la laguna, alla quale spetterà la futura gestione e manutenzione del Mose, affinché il settore della pesca, trainante per l'economia chioggiotta, e le esigenze di salvaguardia dei centri storici di Venezia, Chioggia e Sottomarina vengano considerate di pari passo. Venezia si conferma set ideale per le riprese cinematografiche e televisive, anche e soprattutto in questo periodo. È scattato infatti stamane il primo ciak per Non mi lasciare, la serie prodotta da Rai Fiction, che vede protagonista Vittoria Puccini e sarà ambientata in larga parte proprio a Venezia. Le riprese sono cominciate intorno alle 9 nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, e hanno coinvolto alcune imbarcazioni della polizia, oltre a diverse comparse.
Nella fiction di 8 puntate, Vittoria Puccini interpreta Elena Zonin, vicequestora del Servizio Centrale Operativo di Roma, costretta a tornare a Venezia, sua città natale, per indagare attorno ai crimini informatici nel terribile mondo della pedopornografia. Tra i protagonisti anche Alessandro Roia, oggi sul set con la Puccini, e Sara Felderbaum. Le riprese di Non mi lasciare si sarebbero dovute svolgere a novembre, ma sono state spostate in questi giorni a causa dell'andamento della pandemia. I protagonisti della fiction Made in Italy resteranno in laguna per 2 settimane prima di continuare a girare anche in terraferma. Dopo aver ospitato solo negli ultimi mesi Tom Cruise e il cast di Mission Impossible Libra, l'ultimo film di Andrea Segre Welcome Venice, il nuovo horror del regista spagnolo Alex de la Iglesia, Venecia Frenia, e le riprese dello spot per la PlayStation 5 in piazza San Marco, Venezia rimane tra le location più amate da registi e sceneggiatori anche in tempi di emergenza sanitaria. Se a breve in città verrà girato anche un episodio del programma televisivo Celebrity Hunted stagione 2, continuano infatti in questi giorni anche le riprese Di là dal fiume e tra gli alberi, che traspone sul grande schermo la storia ispirata all'omonimo romanzo di Hemingway. E ora anche la fiction italiana, una delle più attese del palinsesto di Rai 1 per il prossimo autunno, sceglie Venezia quale location. Ho la luce accesa dietro. Sul casco è accesa la mia luce. Sì, è accesa. Grazie. E 65